Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti e diamo inizio a questo convegno che ha per titolo appunto la presenza, il titolo è Il riposo del guerriero, così l'ha denominato professor Ibba. Il tema riguarda appunto un prezioso ritrovamento di un'onesta missio che mi è stata consegnata in forma privata, in forma anonima, lo scorso anno, il 31 agosto 2018, e che io ho dato nelle mani della dottoressa Canu perché venisse appunto fatto lo studio di questo pregevole ritrovamento e venisse ufficializzata il suo ritrovamento. Oggi siamo qui per ufficializzare questo evento. Lo facciamo alla presenza del professor Ibba, che ha relazionato sulla materia, che ringrazio per essere presente, del dottor Dirminti, rappresentante della soprintendenza di Sassari Nuoro e responsabile del territorio, Barbagia Mandolisai, e che ringrazio. Ringrazio anche l'amministrazione comunale di Tetti, il suo sindaco Costantino Tidu e i suoi collaboratori. Perché l'amministrazione comunale di Tetti? Perché questo prezioso cimelio verrà consegnato al Museo di Tetti, che comunque è il museo di zona riconosciuto dalla soprintendenza, per essere deposto nella bacheca riservata al comune di Sorgono, dove già si trovano altri reperti di encomiabile valore e di grande rilievo. Io sono, permettetemelo, veramente orgoglioso di aver avuto dalle mani di questo cittadino questo ritrovamento, questa targa. Sono veramente orgoglioso perché molto spesso queste cose vengono nascoste, vengono lasciate, come dire, nei cassetti polverosi magari di qualche magazzino, mentre invece devono essere messi e portati a conoscenza di tutti, della comunità, di tutti quelli che comunque possono visitare questi luoghi, musei appunto, e possono ammirare queste testimonianze. La cosa, come dire, ha un valore immenso, non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista storico, e comunque ci fa conoscere un pezzo di storia che ci appartiene, che ci è comunque vicina, perché comunque noi siamo poi alla fine anche i custodi di questi territori che sono ricchi di queste preziose bellezze. Nel ringraziare giustamente i relatori, ringrazio tutti voi per aver partecipato, perché comunque insieme possiamo percorrere e continuare a portare avanti queste grandi testimonianze attraverso un tramandare appunto alle nuove generazioni, perché ne facciano tesoro e possano essere anche un domani coloro che ne trarranno un vantaggio. Vedo in sala anche professor Andrea Zedde, che saluto. Lo cito, professor Andrea Zedde, perché diciamo che la consegna di questo ritrovamento dell'onesta missio è anche grazie al suo intervento, al suo lodevole intervento, e quindi lo ringrazio anche per questo. Bene, io non mi dilungo più di tanto, do la parola a dottor Dirminti per la relazione introduttiva e poi continueremo Costantino, vuoi dire qualcosa adesso? Prego.
Allora, prima di passare la parola a dottor Dirminti, do la parola al sindaco di Teti per il saluto anche da parte sua. Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie anche dell'onore di poter ricevere e ospitare successivamente questo pezzo importante, voglio dire, di storia romana e quindi di testimonianza della presenza dei romani nella Barbagia, soprattutto nei Mandrolizai, quindi un saluto anche al nostro sovrintendente o funzionario che comunque è buon auspicio, quindi va bene, di buon auspicio anche la giornata perché è una splendida giornata e quindi anche un saluto al professor Ibba che cura per il comune di Sorgono, voglio dire, tutto il lavoro di presentazione di questo pezzo importante. Già noi abbiamo nel nostro museo una vetrina dove ospitiamo alcuni pezzi importanti del Nuraghe Talei e soprattutto di Biro e Concas perché ci sono stati dei ritrovamenti. Questo a dimostrazione di un filo che unisce tutto il Mandrolizai, da Sorgono a Teti, a Ortueri, ad Assara, a Meana e un po' al resto del territorio, perché intorno ai musei e alla nostra storia stiamo costruendo un sistema che dovrebbe vedere al centro, dal punto di vista culturale, archeologico e storiografico, il Mandrolizai, perché la nostra storia è una storia importante. Il fatto che ci sia il ritrovamento di questa targa in bronzo o di questo soldato al quale è stata consegnata, il professore l'ha chiamata veterano, quindi, o ausiliario, lui l'ha voluta chiamare veterano, non sappiamo, magari nella scritta c'è scritto veterano, però è la dimostrazione che anche nel nostro territorio i romani hanno avuto un ruolo importante, importantissimo, anche se abbiamo trascurato molto, voglio dire, la storia dei romani e ci siamo concentrati forse anche poco nella storia dei nuraghi e archeologica del nostro territorio. Credo che invece sia importante proprio recuperare e questa è l'occasione per iniziare un lavoro di recupero della presenza dei romani nel centro Sardegna, anche perché la loro presenza è fatta di 700 anni, voglio dire, di colonizzazione, dopo di loro poi insomma abbiamo avuto altri periodi oscuri fino all'arrivo degli spagnoli che hanno continuato e comunque voglio dire che questo pezzo o i pezzi che sono stati consegnati a Sorgono, anch'io mi unisco al ringraziamento del sindaco perché bisogna veramente ringraziare per il senso civico che ha avuto quel cittadino nel consegnare questo pezzo importante, questa tavoletta importante al sindaco per poterla studiare e recuperare, in quanto pezzi come questo credo che siano in tutta l'Italia circa 600-650 e in Sardegna mi pare, prima mi diceva il professore, io avevo un dato diverso, comunque mi diceva 10-12, quindi questo sta a significare quanto sia importante la custodia di questa tavoletta che è un atto di riconoscimento per quel soldato che dopo aver servito all'impero per 20-25 anni ha avuto l'onore di avere la cittadinanza di Roma, perché senza quello non poteva, e di estendere anche ai propri parenti quella cittadinanza e tutte, voglio dire, i diritti che significava appartenere all'impero romano. Quindi
Grazie Sindaco, grazie alla comunità e soprattutto grazie anche agli studiosi che veramente ci danno l'opportunità di continuare a lavorare per conoscere, sapere e soprattutto tramandare anche ai giovani qual è la nostra storia, che è una storia molto ma molto importante, del quale dobbiamo essere sempre più orgogliosi, anche quando forse non la valorizziamo appieno. Quindi grazie. Grazie a te. Grazie Costantino. Bene, passiamo la parola al dottor Dirminti per la relazione introduttiva. Prego. Buonasera a tutti, grazie Sindaco. Insomma, a nome suo e dell'amministrazione comunale per il supporto concesso per l'organizzazione di questo evento, ringrazio anche il professor Ibba per essere intervenuto e per aver aderito con così tanto entusiasmo a questa iniziativa. Ringrazio anche tutti i convenuti, i presenti, il comune sindaco di Teti, ma anche i rappresentanti delle varie associazioni locali per essere intervenuti. Io farò giusto qualche considerazione iniziale, poi lascerò al professor Ibba tutta la descrizione sia del frammento di Lastra, sia dell'importanza storica di questo documento, sia per Sorgono ma anche per tutta la zona interna della Sardegna. Quello che vorrei insomma spiegare, o comunque che vorrei insomma che passasse, è l'importanza di questo evento per la sua finalità, che non è solo quella di presentare un reperto così importante dal punto di vista storico per Sorgono e per tutto il territorio, ma anche quello di rendere partecipe la popolazione locale alla propria eredità culturale. Uso questo termine, lo riprendo da una convenzione che l'Italia ha firmato ma ancora non ha ratificato, e che è la Convenzione di Faro, che definisce l'eredità culturale come il riflesso e l'espressione dei valori di una popolazione, e che la popolazione identifica come propri, e come il risultato dell'interazione nel corso del tempo tra la popolazione e i luoghi. E quindi l'eredità culturale è tutto quel bagaglio che è composto dal palinsesto che si è creato sia nella popolazione in quanto come dire, in quanto testimone e possessore dei valori culturali e storici del territorio, ma anche portatrice di vita in quei luoghi che hanno vissuto una intensa stratificazione storica nel corso del tempo e che deve essere adeguatamente valorizzata e promossa. La stessa Convenzione di Faro poi tra gli obiettivi principali definisce anche quello del riconoscimento di una responsabilità sia individuale ma anche collettiva nei confronti dell'eredità culturale, e questa responsabilità fa parte di quel processo partecipativo di costruzione della conoscenza, ma anche di un'identità della popolazione locale, giustamente, e che può essere possibile grazie al coinvolgimento anche attivo della popolazione e della comunità. A tal proposito vorrei anche citare l'articolo 3 del nostro Codice dei Beni Culturali, il quale all'articolo 3 definisce l'attività di tutela come tutte quelle attività dirette alla conoscenza dei beni che costituiscono il nostro patrimonio culturale. E questa attività di conoscenza si esplica
anche attraverso iniziative come queste, che possono anche rientrare all'interno della definizione di archeologia pubblica, ovvero quello della condivisione con la comunità dei risultati e dei traguardi, chiamiamoli così, ottenuti dalla comunità scientifica, che devono essere assolutamente condivisi con la popolazione. Ma tornando alla definizione data dal nostro codice alla tutela, dicevo che quindi sono tutte quelle attività che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio culturale e che sono finalizzate sia alla protezione e alla conservazione del patrimonio stesso, e tali attività, quindi la protezione e la conservazione, sono a loro volta finalizzate alla pubblica fruizione. Quindi vediamo che il nostro codice, nei primi articoli, che potremmo anche definire i cosiddetti principi fondamentali della tutela e della protezione del patrimonio culturale, definisce una sorta di circolo virtuoso tra tutela, che quindi porta alla conoscenza del patrimonio culturale, e questa conoscenza quindi deve portare a definire delle idonee e corrette strategie di conservazione del patrimonio stesso, conservazione che poi permette a sua volta una corretta fruizione del patrimonio, fruizione che a sua volta si ricollega al concetto di tutela in senso lato, poiché attraverso la fruizione la comunità si riappropria in un certo senso del proprio patrimonio, e quindi c'è una maggiore coscienza anche civica della comunità locale verso il proprio patrimonio, e quindi si innesca un sentimento di appartenenza e quindi di corretta fruizione e di corretta appropriazione del proprio patrimonio culturale. E calando invece il discorso al patrimonio archeologico di Sorgono, ovviamente il sito principale ospitato all'interno del territorio comunale è quello di Birre Concas, ma non è assolutamente limitato ad esso. Ovviamente ricordiamo tutti i monumenti legati sempre alla fase preistorica e protostorica che sono stati identificati qui all'interno del territorio comunale, come ad esempio i menhir, ma anche una muraglia sempre nel sito di Birre Concas, che è stata poi datata alla fase culturale di Monteclaro, quindi alla seconda metà del terzo millennio a.C. E poi ricordiamo anche i massi con coppelle, che sono presenti sempre nel sito di Birre Concas e sono stati addirittura riutilizzati nella muraglia di terzo millennio a.C. e quindi testimoniano anche un riutilizzo della stessa area nel corso del tempo. E per poi scendere alle Domus Deianas, alle tracce di abitato, che purtroppo sono più difficili da cogliere, ma non meno importanti come testimonianza storica, per appunto avere un quadro complessivo della stratificazione della frequentazione umana nel territorio di Sorgono. E ovviamente i nuraghi e le tombe dei giganti costituiscono un po' il simbolo e il monumento più identificativo nel panorama e nel paesaggio di Sorgono, ma un po' di tutta la Sardegna. Qui vorrei giusto così ricordare a titolo esemplificativo tutti i nuraghi che sorgono sull'altopiano di Scalas a nord-ovest del paese, che quindi costituiscono una sorta di coronamento e di punto di controllo, insomma, di quell'area. Ma non da meno sono seppur in maniera minore, le testimonianze di età romana e di età altomedievale e medievale, e qui mi riferisco a tutte le varie chiese campestri che sorgono nell'agro appunto del paese, e che testimoniano in un certo senso anche l'esistenza di agglomerati, vuoi villaggi, vuoi insediamenti di altra natura, che in un certo senso gravitavano attorno a questi centri religiosi.
Tornando invece all'età romana e al tema dell'incontro di oggi, il frammento qui presentato e che poi, come ho detto prima, lascerò al professor Ribba l'onore e l'onere di presentare alla comunità, proviene dalla località Subranu, a sud più o meno del paese. E questo frammento però non è una testimonianza isolata di questo tipo qui a Sorgono, perché nel 29, ma già prima di lui, dicevo nel 1929, Antonio Taramelli nella sua carta archeologica segnala l'esistenza di un altro frammento di diploma rinvenuto quindi in Agro di Sorgono, in località purtroppo imprecisata, insieme al ritrovamento di monete di età romana, e questo comunque ci testimonia che il valore, comunque questo tipo di testimonianza assume già un valore più cospicuo. E valore più cospicuo se si considerano anche le altre testimonianze che poi probabilmente il professor Ribba ci farà anche vedere di questo tipo di reperti disseminate nelle altre località della Sardegna. E quindi, ad esempio, giusto così a titolo esemplificativo, vi parlo del diploma di Dorgali, quello di Esterzili, che probabilmente sono i più famosi, per ricordare anche quello segnalato da territorio di Austis, nonché dai territori di Tortolì e il Bono. E quindi in un certo senso questi ritrovamenti permettono di tracciare un quadro anche della Sardegna romana che non era solamente limitato alle testimonianze più monumentali. Possiamo pensare ad esempio a Porto Torres, a Nora, anche a Tarros, ma abbiamo anche testimonianze legate, potremmo dire, a una sfera più intima, più privata, che appunto questi veterani romani che avevano servito nell'esercito di Roma imperiale portavano appresso come ricordo della loro carriera militare. Io però non voglio rubare altro tempo, lascio adesso la parola al professor Ribba per appunto tutte le spiegazioni del merito. Grazie. Grazie a voi, grazie al sindaco, ringrazio Enrico, ringrazio voi che siete qui presenti. Non è molto frequente, a dire il vero, poter parlare a una platea così ampia di questo tipo di problematiche. Vedo fra il pubblico qualche mio vecchio allievo, qualche concittadino adottivo, mi fa piacere che siate venuti. Sottoscrivo quello che il sindaco, il dottor Dirminti, hanno appena detto, l'importanza di aver reso pubblico questo importante ritrovamento. Noi che ci occupiamo di storia antica, del mondo antico, ci troviamo già nella grande difficoltà di cercare di ricostruire un quadro come se avessimo in mano un puzzle del quale il 70-80% delle tessere sono andate perdute. E se già quelle che abbiamo ritrovate poi non vengono portate alla luce, diventa ancora tutto più estremamente fantasioso e complicato. E quindi veramente c'è da sottolineare, da ringraziare chi ha trovato e consegnato questo documento, perché per il grande senso civico, non soltanto a favore di Sorgono, ma in generale di tutta l'umanità. Questo non è un'esagerazione, ma è quello che, quando ci troviamo di fronte a così pochi dati, anche il ritrovamento di
dissorgono, contribuisce a creare. Vediamo un attimino, però senza poi dilungarci, vediamo un attimino di capire che cos'è un diploma, innanzitutto, perché vabbè, per noi tecnici, ovviamente mi scuso, anzi, con chi è pratico, però magari forse non è così particolarmente, non è così chiaro a tutti di che cosa stiamo parlando. Beh, vabbè, qui ne ho messo uno intatto, trovarli intatti non è così semplice. Questo è un diploma, il diploma di Tortolì, rinvenuto all'inizio dell'Ottocento, attualmente è conservato al Museo di Torino, una copia invece si trova al Museo di Cagliari. Che cos'è però tecnicamente un diploma militare? Se vogliamo usare un termine così appunto più semplice da capire, è una sorta di certificato. È un estratto autentico, e l'autentica è data dalla firma dei personaggi che, vabbè, qui non riesco, sono a portata però di solito, no, vabbè, pazienza, ero convinto di aver portato il mio puntatore, che appare appunto sono delle frasi, è comunque un documento autentico, una copia autentica di un documento presente a Roma, emanato dall'imperatore, alcuni dicono per sua diretta volontà, altri dicono su richiesta dei diversi governatori provinciali, con il quale si concede, è stato accennato prima, la cittadinanza romana a quei soldati non romani che avevano militato nell'esercito durante l'età imperiale. I diplomi militari più antichi sono del Principato di Claudio, attorno al 44 d.C., quelli più recenti sono del Principato di Costantino, poco dopo, 312-315. Poi non abbiamo più testimonianze di questo genere, anche perché non era più necessario dare la cittadinanza romana, in quanto tutti l'avevano già ottenuta, tutti gli abitanti all'interno dell'impero l'avevano già ottenuta nel frattempo. È quindi un estratto di un documento affisso a Roma, che tutti potevano verificare, e questo estratto, per la parte, viene dato a ciascuno dei beneficiari. La prima parte contiene la disposizione generale presente a Roma e poi nel dettaglio a ciascuno dei beneficiari viene assegnata questa tavola. Si chiama diploma perché si tratta di 2 tavolette di bronzo. Qui vi ho messo appunto questa slide per ulteriormente farvi capire di che cosa stiamo. 2 tavolette che sono scritte, come potete vedere dall'immagine, sulle 2 facce. Una detta appunto tavoletta principale, l'altra tavoletta secondaria. Il testo riportato nella tavoletta principale di sinistra, a questo punto per renderci conto, è lo stesso che veniva contenuto all'interno del diploma. Vedete che ci sono quei filini, quelli servivano a unire fra di loro le tavolette. Una volta verificato che il testo nella tavoletta principale di sinistra è identico, anche se talvolta non è propriamente identico, e comunque diciamo in linea di massima è abbastanza simile a quello presente nella tavoletta interna, il diploma veniva chiuso, sigillato e attraverso appunto un filo, questo qua che vi ho riportato e sulla faccia secondaria di destra venivano messi i nomi di coloro che avevano verificato che quello che c'era dentro. Infine, ritornando all'immagine precedente, questo filo veniva appunto ricoperto con una sorta di sigillo, un po' se pensate un po' come succede per i nostri contatori, per evitare che chiunque possa poi intervenire. In caso di necessità si rompeva il sigillo e si verificava quello che c'era all'interno. Ovviamente quelle immagini che state vedendo qui sono immagini abbastanza rare, perché i diplomi integri non sono poi così tanti all'interno del mondo romano, ma paradossalmente la Sardegna in questo, e lo vedremo fra breve, è una di quelle regioni che ha restituito, qui siamo un po' alla cieca,
Vediamo il maggior numero di testimonianze e vediamo subito, quello in grigio che vedete bello in grande è il primo documento a cui si accennava prima, il diploma di Sorgono, conservato nei magazzini della soprintendenza di Cagliari a Cala Mosca. Come vedete è un frammento molto piccolo, 57 x 75 x 2, normalmente stiamo parlando di documenti che hanno una dimensione di 14 cm x 7, ma insomma più o meno siamo là, non si va mai oltre. Qui ho dimenticato una virgola, ovviamente non sono 57 cm, sarebbe assolutamente impossibile. Realizzato su due facce, anche in questo caso, la faccia principale è quella che vedete alla cornicetta, perché è quella che appunto vedevano tutti quanti. È un diploma molto interessante perché ci testimonia che nell'87 e 88 qui a Sorgono aveva trovato residenza un veterano, purtroppo il suo nome è scomparso, nella parte mancante, non lo possiamo ricostruire, un veterano appartenente a uno di questi due reparti, non sappiamo bene nemmeno anche in questo caso quale, perché anche in questo caso tutto è scomparso, appartenente a uno fra i due reparti che in quel momento si trovano in Sardegna, la prima corte gemina dei Sardi e dei Corsi oppure la seconda corte gemina dei Liguri e dei Corsi. Diciamo che dal Principato di Vespasiano in poi tutte le date sono buone per poter pensare alla nascita di questi due reparti. Dopo un momento di confusione della Sardegna, noi troviamo da Vespasiano sino, l'ultima testimonianza è quella recentissima da Posada dell'anno 102, ma non siamo andati mai oltre, questi due reparti che controllano tutto il territorio dell'isola. Sono reparti quindi stanziali, e evidentemente, terminato il servizio, uno dei soldati che si trovava appunto in distanza da qualche parte della Sardegna, non è detto che stesse qui a Sorgono, su segnalazione del governatore ha potuto ritornare, comunque ha deciso di venire a vivere qui a Sorgono. Per quale motivo lo vedremo dopo, perché questo è un bel punto interrogativo e fa parte delle tante cose che ancora sono da scoprire. Allo stesso reparto appartiene anche il diploma di Dorgali, quindi vedete comunque una reale quella di ritrovamento, e l'altro, un recente ritrovamento del 2013 da parte del dottor Sanciu e da me riedito nel 2014, un frammento di un diploma da Posada. Alle volte, lo dico sempre, tu pensi di aver risolto, ti metti a scrivere un qualcosa perché sono secoli che nessuno scrive più di questi argomenti, improvvisamente quando tu decidi di scrivere per la legge di Murphy immediatamente cominciano a saltare fuori altri documenti. Anche questo è il bello della ricerca, mai nulla va dato assolutamente per scontato. Lo accennavamo prima. Un diploma quindi dell'anno 87-88 di un soldato, di un ex soldato, un veterano, congedato onesta missio perché aveva appunto ben svolto il proprio servizio durante il Principato di Domiziano, un soldato di fanteria, di stanza in Sardegna e che ha deciso di vivere, come anche gli altri personaggi ricordati poi nei diplomi successivi, appunto di rimanere in Sardegna per passare la sua vecchiaia. Il diploma probabilmente ricordava anche in questo caso, come negli altri due da Dorgali e da Posada, che i benefici non erano soltanto destinati a lui, ma anche alla moglie legittima, e i diplomi sono molto chiari in questi, una moglie. Perché se magari poi decidi di sposarti, di risposarti, no, solo la prima, no, gli altri no. Per gli altri non c'è più niente e evidentemente, eventualmente, qualora presenti, anche ai figli. I figli, ad esempio, vengono ricordati in quello di Posada, ben 2 maschi, 2 femmine, più la moglie che ricevono appunto la cittadinanza, e anche questo per noi è molto interessante perché ci permette di ragionare su come era composta questa famiglia, il grado di natalità, eccetera, eccetera. Questo è invece il frammentino, ahimè purtroppo sempre frammento, non siete
non siete fortunati, ma siete invece molto fortunati sull'altro aspetto, ritrovato a Sorgono, e questo, già ve lo anticipo, è un caso praticamente unico, o meglio. Abbiamo un altro esempio da Olbia, con per 2 frammenti, uno perduto, l'altro conservato al Metropolitan Museum di New York. In tutti gli altri posti della Sardegna, viceversa, i diplomi militari ne abbiamo ritrovato uno. È incerto un ritrovamento da Il Bono, e da Il Bono o da Lanusei. In un caso è certo da Il Bono, ma l'altro hanno ritrovato lì, quindi diciamo che la situazione di Sorgono è abbastanza curiosa. Come potete vedere anche in questo caso è un frammento della lastrina principale, un frammento terminale di questa lastrina, che già molto ossidata, molto rovinata, ma che se non sbaglio è stato oggetto di restauro adesso nel laboratorio di Lipunti, o comunque così dovrebbe essere, così almeno mi è stato detto, che ha avuto la fortuna di visionare poi presso gli uffici della soprintendenza al momento del ritrovamento, quando mi fu comunicata appunto la cosa. È comunque un diploma molto interessante. La lastrina, come vedete, è piccolissima, 7,5 per 7,1 di larghezza, lo spessore è il solito, una lastrina abbastanza piccola. Però tutto sommato quella che in apparenza poteva sembrare anche una banalità da ripubblicare, da portare alla luce, invece si è dimostrata una cosa interessante, perché sulla base dei formulari è stato possibile innanzitutto più o meno stabilire a che periodo appartiene questo diploma. Stiamo parlando di un'età completamente differente da quello di Sorgono, siamo oramai nel III secolo, diciamo per essere larghi, fra il 200 e il 250, non oltre, e poi per il tipo di formulari molto interessanti, perché in realtà al contrario di quello che normalmente avviene negli altri diplomi, essendo atti ufficiali ovviamente si basano su formule ripetitive, se tu cambi la formula cambia anche il diritto al quale tu hai. Questo avviene in qualsiasi atto pubblico, tuttora, come sa bene il sindaco, se non si rispettano determinate formule, i nostri atti pubblici non hanno un valore. Questo succedeva anche a Roma, ma in questo caso ha un formulario un po' particolare, perché per quello che sono riuscito a verificare, pensavo di cavarmela in qualche settimana, sono stati 3 mesi di lavoro intenso, per quello che sono riuscito a verificare il formulario assomiglierebbe a quello di un marinaio che ha deciso di passare gli ultimi anni della sua vita a Sorgono, anche se è appartenente a una delle flotte imperiali, o la flotta del Miseno, Golfo di Napoli, o la flotta di Ravenna. Non c'è problema, abbiamo marinai sardi arruolati sia in quel reparto sia nell'altro. La cosa interessante è che però, per motivi che è difficile veramente capire, all'interno di questi formulari il tecnico che a Roma ha realizzato questo diploma per consegnarne una copia al soldato sardo, e ha fatto un po' di confusione, perché ha messo assieme formulari dei militari della flotta, nella maggior parte, con alcuni richiami però a quelli delle guardie del corpo dell'imperatore, gli equites singulares. Probabilmente perché in questa fase, dopo l'anno 212, il numero di beneficiari di questo tipo di provvedimento sono estremamente diminuiti. Dopo il 212 la maggior parte dei cittadini di Roma ha già la cittadinanza romana, non tutti, anche se ci piacerebbe, ma non è così. Il numero di diplomi diminuisce, però gli equites singulares, che spesso non sono italici, spessissimo non sono nemmeno cittadini, non provengono nemmeno dall'interno dell'impero, continuano a ricevere questo beneficio molto probabilmente per mano diretta dell'imperatore, che
essendo la guardia del corpo, ovviamente cerca di tenersi buoni, di poterli ricompensare come meglio può. Però nell'insieme io non credo che questo fosse una guardia del corpo dell'imperatore, io penso che sia invece un marinaio e che semplicemente, come spesso accadeva sui diplomi militari, soprattutto in una fase così tarda, ci sia stata un po' di confusione nell'officina di Roma e sia stata messa una frasetta, perché poi stiamo parlando di un'unica frasetta, nella quale appunto creano un po' di... Anche in questo caso la cittadinanza romana è offerta non solo al soldato, ma a sua moglie e a tutti i figli, questo soldato ahimè anonimo, legittimi che questi nel frattempo aveva. Sino a qualche tempo fa, fortunatamente questo oramai anche all'interno delle aule universitarie viene un po' abbandonato, c'era un po' l'idea di questi sardi che in mare non ci andavano mai, e che odiavano l'acqua portatrice di rovine, anche perché zona dove viene il nemico. In realtà questo non è. Già qui vi faccio vedere altri due esempi, anche in questi casi, in questo sono il diploma da Seulo, come potete vedere zona abbastanza vicino a Sorgono, e un diploma da Fonni, anche in questo caso si tratta anche in questo caso di due marinai, più o meno vissuti nello stesso periodo del nostro Signore di Sorgono, quello da Fonni sicuramente della flotta di Ravenna, quello di Seulo Sippè è un marinaio, non sappiamo però a dire il vero se della flotta di Ravenna o da quella del Miseno, anche se normalmente sui manuali e nelle varie pubblicazioni viene indicato come Misenensis, ma non c'è da nessuna parte, comunque vabbè, non è questo un problema. Ma anche già prima, e qui appunto abbiamo altri esempi di sardi arruolati nella flotta. Ecco, il primo ad esempio è questo, il più antico dei diplomi sardi, stavolta finalmente ben conservato, custodito ed esposto nel Museo Sanna, proveniente da Anela, 22 dicembre dell'anno 68. Ma dice Orsone, cosa sta dicendo? C'è scritto sotto che è un veterano della legione prima di Utrix. Sì, è verissimo. C'è un piccolo particolare, sono anni un po' complicati questi qua. Comunque, per farla in breve, Nerone, mentre vede avanzare le truppe di Galba, è molto probabile che abbia arruolato i marinai della flotta in una legione che doveva difenderlo. Poi sappiamo le cose come sono andate. È cambiato il governo, non tanto con Galba quanto sotto Ottone, nell'anno 68 viene appunto questi soldati fedeli a Nerone vengono congedati e uno di questi decide di ritornare appunto in Sardegna, quindi un ex marinaio, legionario per modo di dire, ma ne abbiamo altri. Ecco, ve l'accennavo prima, questi sono i frammenti del Metropolitan conservati a Olbia e l'altro, uno del 114, Classis Misenensis, e l'altro è un frammento da Olbia sempre, probabilmente del Principato di Adriano, non sappiamo in vero se è questo, ma è molto probabile, visto che Olbia è un porto, che anche questo soldato sia un marinaio della flotta. Dal Bono, anno 127, marinaio della Classis. Come vedete, ecco, altro aspetto, la maggior parte sono tutti strarovinati. È anche un po' difficile, ho avuto modo di prendere fra le mani appunto questo diploma di Il Bono, ci vuole veramente molta pazienza per riuscire a leggere, a parte l'impressione e potete notare comunque in questa foto, ecco, dove doveva passare il salvafilo nella slide di sotto che permetteva appunto di sigillare altro aspetto, molti di questi documenti ahimè non sono esposti, si trovano nei magazzini. Strano, è curioso, perché appunto, questo lo dico sempre anche a lezione agli studenti, non è che ce ne siano così tanti e non è che occupino così tanto spazio, ma questo è più un problema della soprintendenza del capo di sotto che della soprintendenza del capo di sopra. Chissà per quale motivo mi hanno piazzato un paio in bella evidenza e poi gli altri invece ahimè non sono ancora visibili, mentre invece vista la loro rarità lo meriterebbero. E ancora,
vi ho fatto vedere prima, il diploma dell'anno 134, questo invece è esposto a Cagliari, uno dei pochi diplomi appunto completi rinvenuti. Purtroppo quella di Cagliari, come già vi dicevo, è una copia, perché l'originale fu consegnato a quello che in quel momento, al momento di ritrovamento, era il principale museo del Regno, cioè il Museo Archeologico di Torino, dove ovviamente si trova, e noi è rimasta appunto una copia anche leggermente più leggera rispetto a quello che doveva essere l'originale, non realizzata perfettamente. E qui iniziano, fatta questa carrellata, iniziano appunto vado da solo. La slide che vi sto facendo vedere è una slide sulla testimonianza dei soldati testimonianza di militari in Sardegna. Ho cercato un po', quindi cercate un po' di astrarre, cercato un po' di differenziare le testimonianze. Da un lato ci sono testimonianze di personaggi della flotta morti in servizio, dall'altra con le croci ci sono soldati della fanteria morti in servizio, e poi abbiamo tutta un'altra serie di testimonianze da parte di veterani. Cosa possiamo guardare da questa cartina? Beh, intanto bisogna fare un po' di attenzione, questi sono anche dati che possono essere sicuramente un po' falsati da quella che è stata la genesi delle indagini in Sardegna e dei ritrovamenti. Però è quello che invito sempre a fare agli studenti quando poi faccio vedere una slide di questo genere: cerchiamo un po' di farci un quadro. Beh, intanto questi soldati, come potete vedere, sono organizzati in gran parte nelle barbacce, è un dato di fatto. Ed è curioso però, perché nelle Barbagie, a parte l'esempio di Bitti e un altro esempio da Fordongianus, che poi proprio Barbagia non è, negli altri casi sono diplomi, cioè non sono uomini morti in servizio, sono veterani che hanno deciso di trasferirsi appunto nell'isola. Qui ho riportato le immagini di due maestri in realtà dell'archeologia in Sardegna e della storia romana in particolare, Lilliu e Meloni, con idee forse adatte per quegli anni, ma che ci mettono qualche... Cosa significa la presenza di questi soldati? Seguendo un po' la traccia o di questi veterani, la tesi di Lilliu, Meloni proponeva che la presenza di questi veterani in centro Sardegna fosse determinata dalla necessità di mantenere un più ferreo controllo in questa zona. I sardi erano costantemente in rivolta e quindi per tranquillizzarli mandiamo a fare opera di polizia a degli ex soldati che o indirettamente, con il loro modo di vivere, o anche concretamente, talvolta possono essere richiamati e contribuire a mantenere la pace in una zona che al contrario è sempre molto rissosa, pronta alla rivolta, contrario al governo centrale, con tutti i luoghi comuni possibili e immaginabili per le lotte fra pastori e contadini, eccetera, eccetera. Personalmente non condivido questa idea. I ragazzi che mi seguono lo sanno. Non la condivido per il semplice motivo che, se volevano controllare il territorio, mandavano qui veramente dei soldati. E non delle persone che, con tutto il rispetto, oramai dopo tanti anni, un'altra volta di servizio, e di servizio faticoso, perché il soldato romano veramente suda, scusate l'espressione, 7 toghe, non posso dire 7 camicie perché ovviamente non esistevano ancora, ogni giorno, con tutto quello che deve fare. Non era certamente una vita agevole, e chiedergli anche di continuare dopo a fare questo tipo di servizio, peraltro, fra virgolette, a gratis, ma insomma, sinceramente non mi convince molto. Temo che invece, ma è una proposta, perché in realtà... lo dico sempre ugualmente a lezione, io non c'ero e quindi posso fare soltanto delle proposte. Temo che invece in realtà la presenza di questi veterani in parte, e solo in parte, sia collegata al fatto che queste terre
dal secondo secolo avanti Cristo sono praticamente spopolate. E in terre spopolate è più facile insediare dei soldati congedati, perché una delle promesse che spesso veniva fatte a questi soldati era terra. Ora, consegnare questa terra a questi soldati, questo potrebbe spiegarci come mai li troviamo soltanto in Barbagia, perché consegnare questa terra, per quanto fertile, nel Campidano, dove c'è gente che lavora, o nella Nurra, dove c'è gente che lavora, poteva diventare un po' complicato, secondo me. Era molto più semplice invece dare comunque della buona terra, e me lo dimostra, per quello che dicevamo prima, quando si parlava appunto della ricchezza del territorio di Sorgono, anche oggi in campo agricolo, dare della buona terra che però in questo momento non è ancora sfruttata, perché avere terra incolta per i romani è la rogna peggiore in assoluto. La terra incolta non produce niente, la terra deve produrre, perché se produce poi ci paghi le tasse, e quindi è meglio che ci sia qualcuno che può metterla a coltura. Ecco, questa potrebbe essere la spiegazione dei nostri potrebbe, non ne siamo sicuri, la spiegazione, l'idea che io mi sono fatto della presenza di questi due diplomi militari a distanza di 120 anni l'uno dall'altro. Detto questo però, qui nasce il problema. Intanto chi sono questi signori? Sono dei veterani, ma sono dei sardi? Sono venuti qui a Sorgono perché erano nati qui a Sorgono e quindi hanno chiesto di ritornare qua? Oppure perché hanno sposato una donna di Sorgono e quindi sono venuti qua? Oppure perché qui vicino c'era, penso a Meana per esempio, forse un accampamento e quindi non si sono spostati molto dal posto dove stavano? Oppure, e ritorniamo a quello che vi dicevo prima, perché questa è terra in questo momento che ha bisogno di braccia e che quindi l'assegno come premio a quelle persone, a prescindere dalla loro origine. La risposta in questo caso è estremamente complicata ed è estremamente complicata derivata dal fatto che questi diplomi ci sono giunti frammentari, ma derivata anche dall'altro fatto che un tempo nel tipo di archeologia, di storia romana che si faceva nell'Ottocento poteva andare bene, ma che oggi non ci soddisfa più. Leggere un testo, che pure è importante, ci dà tante informazioni, ma ne perdiamo tante altre. Da dove vengono questi due diplomi? Il cittadino che ha ritrovato e ha consegnato l'ultimo diploma ha fatto sicuramente un'opera meritoria, ma di fatto, come sempre succede quando noi ritroviamo queste cose, noi stiamo strappando una pagina della storia. Oggi quel contesto, che magari visto da un occhio più esperto poteva darci ulteriori indicazioni, ulteriori informazioni, magari il diploma è stato ritrovato vicino a qualcosa che era un'azienda, e chi lo sa. Oppure invece semplicemente era un pezzo di bronzo che è arrivato lì per caso, perché il bronzo, insomma, fa gola e fa gola anche gli anni dopo. Non aver potuto e perché è venuto là anche lì? Non aver potuto verificare queste cose, vabbè, intanto ringraziamo che il diploma è stato consegnato, ma si poteva fare un passo di più. E questo con il quale poi mi piacerebbe chiudere un po' questa breve introduzione sui diplomi. Sì, abbiamo delle informazioni, ma quante ne stiamo perdendo? E quante forse anche inconsapevolmente sono ancora a vostra disposizione e che avrebbero bisogno di un occhio attento per poter essere messi tutti assieme, per poterci aiutare a cercare di mettere una tesserina in più in quel puzzle di cui vi dicevo prima e quindi permetterci di essere un pochino più chiari, più sicuri, più pronti anche a rispondere a determinate domande. Ho ragione io o ha ragione Meloni? Ma non lo so, perché appunto e in entrambi i casi, entrambi partiamo da delle ipotesi, ovviamente io penso di aver ragione io, ci mancherebbe altro, ma sono sicuro che la buonanima del professor Meloni era straconvintissimo e mi avrebbe a questo punto martellato con le sue urla dal fondo dell'aula, della sala, perché giustamente siamo nel campo delle ipotesi, aiutateci.
noi possiamo cercare di mettere le cose assieme, ma dateci una mano a ricostruire. E con questo appunto, grazie. Bene, ringraziamo il professor Ibba per questo suo interessante contributo. Io devo fare 2 precisazioni a quanto detto prima, o meglio delle dimenticanze dettate dall'emozione. Innanzitutto devo portare i saluti del nostro soprintendente, che è architetto Billeci, che non è potuto intervenire oggi per precedenti impegni, e poi mi unisco anche io naturalmente nel ringraziare chi ha permesso, insomma, che questo reperto venisse consegnato alla cittadinanza di Sorgono e a tutta la comunità in generale. Tornando appunto alle conclusioni che faceva Antonio, ecco sì, ovviamente questo reperto è un documento importante per la storia di Sorgono e delle zone interne, come appunto si diceva prima, per la presenza di soldati romani in terre apparentemente spopolate o comunque con una densità minima di popolazione e probabilmente non coltivate intensamente come altre zone della Sardegna. Però, come diceva giustamente Antonio, si può fare di più, parafrasando un po' una canzone di qualche anno fa, perché ovviamente gli interventi di questa natura, che sono ahimè di natura clandestina, costituiscono un danno per la stratigrafia archeologica, quindi parlando da archeologo, costituiscono un danno ovviamente irreversibile per una conoscenza completa e per far riuscire scusate il gioco di parole un po' contorto, ma per far riuscire a parlare i reperti al 100% e quindi conferire e dare a noi tutte le informazioni possibili, insomma, che si possono ricavare dallo studio sia del reperto in sé ma anche del contesto di rinvenimento. Purtroppo, ecco, con interventi come questo il contesto va un po' a remengo e quindi si ha una sorta di privazione delle informazioni. Ovviamente non sto a sottolineare che appunto il danno anche nei termini di comprensione del significato storico più ampio, come diceva giustamente anche Antonio. Sì, qui siamo di fronte a un puzzle in cui abbiamo originariamente si avevano 100 tessere e 80 sono sparite o comunque non sappiamo dove sono. Quindi ecco, è importante che, ad esempio, nel caso di rinvenimento di questi reperti, come dice il nostro codice dei beni culturali, sia fatta una segnalazione pronta o alla soprintendenza o all'autorità di pubblica sicurezza, quindi carabinieri, polizia, o al sindaco stesso, in modo da attivare le opportune procedure per intervenire prontamente e riuscire a insomma identificare con più certezza il contesto di rinvenimento e magari dare anche una dignità scientifica maggiore a quanto si è ritrovato. Ecco, giusto così per chiudere, insomma, fare qualche considerazione finale. Grazie. Allora, grazie professor Ibba, grazie dottor Dirmenti. Mi ha chiesto di poter intervenire Andrea Zedde per una breve comunicazione. Io lo invito a salire. Andrea Zedde è sorgonese. È il concittadino acquisito. Grazie. Professore, si ricorda? Sì. Noi ci conosciamo bene. Ho avuto il piacere di invitarlo a casa mia. Sa alcune cosette. Ma non mi ha offerto niente, questo. No, vabbè, io dicevo che col professor Ibba ci conosciamo perché poi
Siamo vicini di casa. Indirettamente siamo stati un po' partecipi del tratto di strada, che è quel secondo diploma che è stato trovato l'anno scorso, ma penso che non sia stato trovato l'anno scorso, ha fatto da un cassetto di un contadino che è voluto rimanere anonimo alla stanza del sindaco amico Giovanni. Quindi un pochino, ne siamo un pochino partecipi. Ma quello che volevo dire era un'altra cosa, cioè, questa cosa è venuta fuori nella ricerca per scrivere un libro su Sorgono, perché facendo la ricerca sul primo diploma, di cui anche il professore mi ha dato una mano, perché a quello che sappiamo siamo gli unici due che lo hanno fotografato, il primo è stato lui, poi lui mi ha dato le indicazioni dove poterlo andare a trovare, e per questo poi voglio accennare qualcosa al responsabile della zona archeologica di Sorgono, il dottor Dirmienti, così è, perché anche questo pezzo, questo reperto archeologico, che non è esposto in nel museo archeologico o in qualche altro luogo, è depositato nel deposito della soprintendenza di Cagliari a Calamosca. Purtroppo lì c'è da tantissimi anni, forse un secolo, ma poi c'è anche un altro reperto, è una corniola romana che ha fatto lo studio una professoressa, penso Napolitano, penso che il professore ne sia al corrente. È stata una mia collega a Cagliari. Sì. E che è anche pubblicata nel libro. Quindi anche questo reperto si trova nella cassaforte del Museo Archeologico di Cagliari. Io ho avuto l'occasione, mi hanno fatto la cortesia di farmelo fotografare. Cioè non sono reperti esposti, perché non fare in modo, e quindi chiedo anche a lei di prendersi l'impegno perché anche questi due reperti non vadano a finire nel museo archeologico di Tetti, punto interrogativo. Questo sarebbe una cosa importante, perché a questo va ricollegata un'altra cosa, visto l'appello che avete fatto voi, perché c'è una certa, diciamo, cultura, mentalità negli ambienti che io ho potuto sondare mentre facevo questa ricerca. E molti dicono, vabbè, poi questi pezzi che qualcuno ha trovato e che poi magari si consegna, in questo caso in forma anonima, che fine fanno? Dove vanno a finire? Perché questo è un patrimonio culturale, storico, non solo nostro, soprattutto nostro, ma di tutti, della Sardegna e così via. Perché potrebbe invogliare, quello che stavate dicendo voi, ad altre persone che per caso, contadini, pastori, che nel loro lavoro hanno avuto l'occasione di trovare queste cose, che magari possono aver avuto l'impressione che siano cose antiche, però non ne hanno, come in questo caso, non ne hanno, diciamo così, la sensibilità, la conoscenza approfondita di che cosa hanno trovato. Solo nel caso in cui poi va a finire all'autorità, in questo caso la soprintendenza, poi attraverso gli studi del professore, poi ne viene fuori che è un qualcosa di importante. Quindi l'appello è proprio quello, cioè se la soprintendenza si prende l'impegno anche di portare questi reperti perché l'unico museo che abbiamo è quello di Tetti, ma anche quello va bene perché è a pochi chilometri e quindi è un posto dove sentiamo anche il nostro per un certo verso, perché fa parte della comunità del centro Sardegna. Cioè, se c'è questo impegno, io sono convinto, è la mia impressione, che altri reperti possono venire fuori. Magari l'amico Giovanni dovrà predisporre un cassettino, insomma, ecco. Ma io ho questa impressione, e quindi si tratta un pochino anche di avere degli impegni ben precisi da parte dell'autorità che si interessa su questa tematica, perché quando ho sentito che c'era qualche difficoltà per fare la manifestazione, mi sono un pochino preoccupato, perché l'intento, ripeto, è anche quello di divulgare, di far conoscere e così via, però c'è anche l'altro, è quello che citavo adesso, cioè quello di stimolare, di fare in modo che con queste manifestazioni altri cittadini di Sorgono, che per mille ragioni, per motivi di lavoro, per tante cose,
possono aver trovato casualmente e possono trovare la strada, perché la difficoltà è anche questa, perché uno dice dove lo porto? La soprintendenza qua dov'è? Boh. La pubblica sicurezza, i carabinieri, cosa? Beh, in questo caso, per quanto riguarda questo reperto, è stata trovata una strada. La consegna in forma anonima, se uno non si sente di poter essere citato, al sindaco, ed è una strada che si può percorrere e che penso, questa è la mia impressione, ai mesi prossimi possa dare anche qualche frutto. Va bene? Grazie Andrea, sì, no, ero... Un'altra cosa, grazie per avermi promosso a professore. Tutto serve per ringraziarti comunque. Va bene, io credo che il convegno abbia suscitato interesse, abbia portato anche una ventata di novità per quanto riguarda appunto la relazione sia del dottor Dirminti che del professor Ibba. L'invito, come avete potuto sentire dagli stessi relatori, è che comunque chiunque possa così custodire o sapere che dove vengono custoditi alcuni reperti e si voglia invece fare in modo che questi reperti diventino di patrimonio pubblico, quindi le vie si possono appunto trovare, non sono appunto vie difficoltose da trovare, magari nelle amministrazioni pubbliche o alle stesse forze dell'ordine sarebbe auspicabile che venissero consegnati. Quindi io credo che è un appello che possiamo recepire, che possiamo appunto fare nostro, e speriamo che in futuro tutto serva per creare interesse e maggiore attenzione a un patrimonio che sicuramente è grandissimo da questo punto di vista, perché abbiamo veramente da trarne beneficio tutti, non soltanto in termini culturali, ma io dico anche in termini economici, per il valore che possono avere da un punto di vista visitativo e quindi della propria valorizzazione di questi patrimoni, di questi reperti che sono veramente di natura esemplare. Grazie a tutti voi per la collaborazione, per la pazienza che avete avuto. Grazie al professor Ibba per la sua interessante relazione. Grazie al professor dottor Dirminti per la collaborazione che ha recato, diciamo, a questo convegno. Grazie a tutti e speriamo bene in futuro che di questi incontri se ne possano fare tantissimi e possano suscitare maggiore interesse. Grazie, buonasera.